Buongiorno a tutti quanti, eccomi qua, Tony Sardeo, lo chef, il cuoco dei due mondi, perché vi ho unito la cucina del Veneto con la cucina meridionale, perché come che sapete originariamente sono da Taranto, anche se dei 30 anni, 40 anni, non mi ricordo più quanti, che mi sono a nord e quindi mi sono praticamente uno del nord. Allora, mi hanno chiamato per fare un menù di Capodanno. E mica ho pensato a questa lista di piatti. Allora, come antipasti mi diria che a tomare un antipasto di mare va benissimo, mentre a topare mi diria fa quello che te pare. Ecco. Poi passiamo ai primi. Allora, come primo io direi che andrebbe benissimo una minestra riscaldata. Ecco qua. Perché riscaldata? Perché sia ormai 2 anni che mi conta sempre le solite robe. Stiamo fermi, stiamo in casa, non muoviamoci, salviamo il Natale, salviamo la Pasqua, salviamo le ferie. Allora, per primo, la minestra riscaldata va benissimo. Oppure potrebbe essere anche la pasta fatta in casa. E allora per la pasta fatta in casa che vuole un mattarella, che adesso qui non ho, anzi mi diria che vuole mattarella. Come secondo, allora diciamo che il bollito non c'è perché è stato abolito dalla cabina di regia. Ecco, per secondo mi diria che potrebbe andare bene sia il fritto che il rosto, perché ormai i mercati tutti quanti sia fritti che rosti per bene. Una domanda che mi do, ma i resti del fritto posso buttarli nell'umido? Non lo so, magari guardi, scriveme e mi dai una risposta. Ecco, a una certa ora del Capodanno che vuole il musetto, e del musetto vi consiglio la terza dose, ma se la gente si allontana e non viene a tavola, allora è meglio fare un richiamo. Dopo, al posto del vitello tonnato mi proponeva un tonno vitellato, che è qualcosa di originale. Dopo, potrebbe essere una mousse de formaggio o un formaggio de mousse, va bene lo stesso. Ecco. Attenzione a non abbondare troppo quel peperoncino, se no diventate tutti dei draghi, va bene? E come dolce mi propongo il pandoro magnagatti, che è una specialità che è tipica di Vicenza. E naturalmente a mezzanotte il piatto tipico, lenticchie e tampone per tutti. Per quanto riguarda i vini, mi diria un rosso, basta che non sia R8, perché sennò che se Zan che si incassa, perché dice che non è politicamente corretto, e mi raccomando, ecco, de notor el Merdot, perché è un vino che non è per niente buono, ecco. Setendi, non abbondate con le dosi, perché con l'occasione mi so che certe cantine della Valdobbiadene e che ha fatto il prosecco booster che si è un po' rafforzato. Infine ricordate sempre il consiglio dello chef: magnè a casa vostra e cucinè una bella pasta genuina, una pasta e fagioli. Vai con la sigla, maestro! Mi me piace sta senta e mangiar senza che il botto si fermi. Solato è un gotto di quel buon e sul fuoco un bel vignato, e che ho bisogno sempre a tutti i fioi, non sei mai far de manco de magnar pasta e fusioni.